Dopo gli incendi dolosi al Parco Nuove Gemme di Spinea, il Comune decide di chiudere l'area. I responsabili, con tutta probabilità minorenni, potrebbero avere le ore contate. In pochi giorni donati quasi 12.000 euro a Jacopo e Asia, la coppia di Burano con una bimba di 7 mesi che il giorno di Santo Stefano si è ritrovata con la casa distrutta da un incendio. A dover fare ancora i conti con una casa che non ha è Donatella, la 56enne di Marghera, che oggi ci ha condotti tra gli alloggi sfitti e murati di Insula in via della Rinascita. Il marchio Made in Murano è certificato dalla Regione Veneto, tra le novità delle nuove norme antipacottiglia di Venezia e dei prodotti contraffatti. Intervento da record conclusosi con successo all'ospedale di Venezia su una donna di 104 anni colpita da infarto alla vigilia di Natale. Cade al via domani anche nella nostra regione. Secondo Confcommercio i veneti spenderanno in media 138 euro a persona e 307 euro a famiglia. Domani alle 15 il Venezia conclude il girone d'andata ospitando l'Empoli, una partita che evoca la clamorosa vittoria in rimonta che diede il via alla risalita. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. L'apertura del nostro telegiornale ci porta a Spinea, dove dopo alcuni incendi dolosi il Comune ha deciso di chiudere l'area. Da questa mattina, come vedete, gli operai sono al lavoro per chiudere provvisoriamente questa zona in attesa dell'intervento definitivo. Dopo i vandalismi nelle palestre e gli incendi appiccati il 27 dicembre e la notte del 2 gennaio all'interno del Parco Nuove Gemme di Spinea, dietro il pattinodromo, il Comune ha deciso di intervenire tempestivamente per impedire che accada nuovamente e rassicurare i residenti preoccupati. Ci siamo adoperati per chiudere questo ricettacolo che è diventato appunto un covo di ragazzate, praticamente vengono qui la notte e probabilmente per passare il loro tempo si mettono a creare danni a quelli che sono gli immobili, i danni appunto agli edifici pubblici. Non è successo solo qui, hanno cercato anche di entrare all'interno delle palestre. Adesso ci stiamo adoperando perché è necessaria ovviamente l'autorizzazione paesaggistica per poi chiudere definitivamente in muratura questo angolo qua, che verrà ovviamente riqualificato, anche perché una cosa importante: noi ad agosto abbiamo portato a casa 2 contributi importanti per il pattinodromo, perché andremo ad efficientarlo, quindi non solo a parte di efficientamento energetico della struttura, ma andremo anche a riqualificarlo, anche in vista poi della conclusione dei lavori della nuova scuola media. Inoltre sarà potenziato il sistema di videosorveglianza. Dal 2025 tutte le strutture pubbliche avranno un controllo degli accessi e anche un sistema di videosorveglianza dedicato proprio. Ad agire con tutta probabilità sono le stesse persone, un gruppetto di minorenni provenienti da contesti familiari di disagio sociale e noti alle forze dell'ordine. Il Comune ha già presentato denuncia. Le denunce sono state fatte subito fin dall'inizio, anzi una raccomandazione da parte del prefetto è anche ai cittadini di fare le denunce quando appunto succedono casi come questi, che in questo modo le forze dell'ordine, poi ci muoviamo anche noi di conseguenza, le forze dell'ordine in questo modo hanno ovviamente sotto controllo e monitorano la situazione. In questo caso specifico comunque le autorità giudiziarie sono già ovviamente al lavoro da tempo, da mesi, e quindi la situazione comunque è monitorata dal comando dei carabinieri qui di Spinea. Per accendere i fuochi i vandali hanno utilizzato i libri della casetta per il book crossing, aprendo la teca e dando fuoco al contenuto, rovinando anche sedie e panchine. Da Spinea ci trasferiamo a Mestre per un altro atto molto grave, perché la polizia locale ha già individuato i responsabili dell'esplosione della cosiddetta bomba Sinner avvenuta nella notte di Capodanno a Mestre in via Bissuola, che ha danneggiato l'auto di un 65enne ex vigile urbano in pensione, il quale è stato anche aggredito. Si tratta di un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, ora denunciati all'autorità giudiziaria. È stato inoltre emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio per 2 anni dal territorio comunale di Venezia al congolese, che in 48 ore si era reso protagonista della duplice aggressione dai danni di Luca Serpente, proprietario del ristorante Amelia Romana, la notte di Capodanno e alla vigilia sempre di Capodanno. Tra le misure prese oggi nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine di Sicurezza presieduto dal prefetto Darco Pellos. In pochi giorni sono stati donati quasi 12.000 euro a Jacopo e Asia, la giovane coppia con una bimba di 7 mesi che il giorno di Santo Stefano ha visto la propria abitazione completamente distrutta da un incendio.
Abbiamo raggiunto quasi 11.500 euro al 30 del 2024. Adesso i ragazzi da ieri hanno potuto emanare il loro IBAN dedicato, così chi farà la donazione la farà proprio esclusivamente ai ragazzi. Il lavoro dei volontari della Protezione Civile di Burano, grazie anche al tantam mediatico, è terminato. Ora chi volesse sostenere Jacopo Asia e la loro piccola di 7 mesi potrà farlo direttamente sull'IBAN a loro intestato, scritto in sovrimpressione, in modo che possano rialzarsi dopo che il cortocircuito di un quadro elettrico il giorno di Santo Stefano ha distrutto la casa che stanno ancora pagando, come aveva raccontato il 24enne pochi giorni fa ai nostri microfoni. Avevamo comprato questa casa da 7 mesi, insomma, che era appena nata la bambina, e purtroppo l'altro ieri è successa questa cosa, siamo ancora un po' scioccati. Aver ricevuto tanta solidarietà in pochi giorni ha lasciato la giovane coppia senza parole. Io ho fatto una telefonata con Jacopo e per 3/4 lui piangeva e sentivo anche la moglie che piangeva. Non è facile aspettarsi, come hanno detto loro, una solidarietà del genere. Abbiamo raccolto anche vestiti, coperte, non vi dico anche le persone per strada che ci fermavano con delle buste coi soldi e i nostri ragazzi sono andati a portargliele. Ora le spese da affrontare non sono poche. Tra l'affitto dell'appartamento dove la famiglia si è dovuta forzatamente trasferire, il mutuo della casa distrutta e i costi di restauro, resterà ben poco alla fine del mese e la solidarietà arrivata è stata per loro una boccata d'ossigeno. Abbiamo fatto vedere tutti quanti i bonifici che sono arrivati, abbiamo fatto delle schede, abbiamo scritto a tutti coloro che hanno donato con tutte le cifre, quindi l'operazione è stata trasparente e garantita da noi. Una famiglia che non ha potuto neanche rendersi conto di quello che succedeva, ringraziando Dio che è successo di giorno. E allora sono potuti uscire da casa. Se succedeva di notte, che loro hanno le camere sopra, non so come sarebbe andata a finire, perché col discorso dei pannelli di legno il fuoco si è propagato in maniera velocissima. E a dover fare i conti con una casa che non è Donatella Vescovo, la 56enne di Marghera, che oggi ci ha condotto tra gli alloggi, sfitti o murati di Insula in Via della Rinascita. Ecco qua, murata, murata e murata. Questo è uno schiaffo alla miseria per persone come me che hanno bisogno di una casa. Donatella Vescovo, la 56enne di Marghera, ancora senza un tetto sopra la testa, ci dà appuntamento sempre a Marghera tra le case Insula di Via della Rinascita e non a caso. Qui, tra porte e finestre murate e serrande abbassate e chiuse, contiamo ben 35 case sfitte, quindi libere. Perché se ci sono le case, i bandi aprono dal prossimo maggio con le assegnazioni, anche delle emergenze previste addirittura per il prossimo anno, cioè nel 2026 si chiede. Si facessero un giro per Via della Rinascita a vedere quanti appartamenti sono chiusi. Non chiedo tanto, chiedo una camera e cucina. Adesso c'è anche questo discorso social housing. Va bene, ci sto dentro. Arrabbiata, disillusa e triste perché da dicembre scorso i servizi sociali, a suo dire, non sarebbero più in grado di aiutarla con il promesso piccolo contributo e così fino a febbraio per questioni di bilancio, le è stato detto, ma bollette e spese corrono autonome. Mi hanno detto che hanno chiuso i bilanci, per cui io sono ospite da un amico e praticamente devo pagare l'affitto, ma non potete sbalottarmi in questa maniera, cioè mi hanno parcheggiato là senza chiedermi Donatella come stai, come non stai, zero, messa là, tanto ce ne laviamo le mani. Donatella sostiene di aver riposto molta fiducia nell'assistenza del comune, ma se la fiducia corre sulla via dell'amore, Donatella dice di averne perso le tracce cammin facendo. Perché non oltre che io sono adesso ospite di questa persona, ma io ho dormito in una panchina, al freddo, e ho dormito in mezzo ai topi. Chissà possa presto ritrovarle queste tracce proprio qui, lungo questa zona, il cui nome sa di buon auspicio, Via della Rinascita. Questa è la realtà delle cose. Dobbiamo svegliarci.
In merito al servizio appena andato in onda e sentito l'assessorato ai servizi sociali, la precisazione che il tema non è la chiusura di bilancio ma la commissione per i contributi che si riunisce a gennaio corrente e serve l'ISEE aggiornato. Un'auto che rischiava di finire nel Muson con il conducente rimasto bloccato all'interno al posto di guida è stato salvato prima dai passanti e poi dai pompieri. È successo ieri sera verso le 19 a Stigliano di Santa Maria di Sala, quando il veicolo è finito sulla sponda dell'argine del fiume Muson. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti che hanno vincolato l'auto, una 500 e un trattore. I pompieri del distaccamento volontario di Mirano e di Mestre hanno poi rinforzato ulteriormente il vincolo dell'auto, provvedendo a far uscire in sicurezza l'uomo alla guida dal lato del passeggero. Le operazioni di soccorso sono terminate 2 ore e mezza dopo, attorno alle 21:30. Cambiamo argomento e parliamo del marchio Made in Murano, è certificato dalla Regione Veneto ed è tra le novità della nuova normativa antipacottiglia del Comune di Venezia. Nel 2025 saremo chiamati a rinnovare la delibera antipacottiglia, una delibera che è la prima in Italia, la prima in Europa, che interviene nel commercio nelle città storiche. È il marchio che certifica e attesta l'originalità dei maestri vetrai di Murano a battere e abbattere tutte quelle copie prodotte all'estero e vendute invece come veneziane. A presentare questo nuovo marchio Made in Murano e certificato dalla Regione Veneto l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. L'introduzione del marchio del Promovetro, marchio della Regione Veneto, che certifica che il prodotto è un prodotto realizzato a Murano e con le classiche, diciamo, arti dei maestri muranesi. Tra le novità, dei codici Ateco specifici per bloccare la vendita di quei prodotti definiti paccottiglia, perché nulla hanno a che fare con la tipicità della città storica e delle sue isole. Obiettivo: stanare chi cerca di aggirare la norma con i classici fake, cioè prodotti fasulli e contraffatti. Come ad esempio nel vetro artistico di Murano, qui in mano io ho un vaso di Venini, un vaso che insomma anche una persona non esperta lo riconosce, quindi è un marchio monomarca e quindi non c'è nessun problema. La questione invece cambia con quelle attività che in vetrina magari mettono 1 o 2 pezzi appunto importanti come questo vaso storico di Venezia, dell'isola di Murano, e nel restante del negozio vendono tutte cineserie, cose che non c'entrano nulla con Murano e con la storia di Venezia. Ed ora parliamo di un intervento da record proprio all'ospedale di Venezia su una donna di 104 anni che era stata colpita da un infarto il giorno della vigilia di Natale. Colpita da un infarto alla vigilia di Natale, un'anziana di 104 anni è stata sottoposta con successo a un intervento di angioplastica eseguito all'ospedale di Venezia. Un miracolo, oltre alla bravura del personale medico. Per quanto ricordiamo, ha dichiarato il primario di cardiologia Giuseppe Grassi, è la paziente più anziana mai operata al cuore nel nostro ospedale. L'età avanzata, ha concluso, ci ha imposto di decidere in pochi minuti e abbiamo optato per un intervento rapido e meticoloso. L'anziana, residente ad Orsoduro, ha potuto riabbracciare la figlia quasi ottantenne. Con la signora, un tempo maestra elementare a Venezia, segue un'altra paziente centenaria operata con successo il mese scorso. 103 anni, era stata sottoposta a un intervento all'omero dal primario di ortopedia Marco Vigo, portato a termine con successo. È stata inaugurata a Mestre una mostra che celebra il graffitismo italiano, un progetto culturale e sociale portato avanti insieme alla Scuola d'Arte Bergognone che utilizza l'arte come linguaggio terapeutico. Lo scorso aprile era toccato a Picasso in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della sua morte. Ora la palestra John Reed Fitness di Mestre apre ancora una volta le porte all'arte per una mostra dedicata alla storia del graffittismo italiano. L'arte, nata in America, a New York negli anni 60 e poi portata da alcuni pionieri in tutto il mondo, comprese strade, piazze e vie italiane. La mostra sbarca
la cultura in palestra, nei luoghi dove si fa attività fisica, e ha un importante significato anche sociale, la collaborazione con la Scuola d'Arte Bergognone, che utilizza l'arte come luogo e occasione di terapia e crescita per ragazzi in difficoltà con abilità diverse. La mostra è visitabile gratuitamente. All'inaugurazione è intervenuto anche il vice sindaco Andrea Tomello. Una bella occasione per fare sport in mezzo all'arte. In questo modo cerchiamo di avvicinare anche tanti ragazzi che magari vengono in questa palestra a fare un'attività sportiva alla cultura, all'arte. Particolare l'allestimento predisposto da LSG Group Italia. Una vera e propria panoramica sull'attuale situazione del graffitismo in Italia e soprattutto anche un coinvolgimento della Scuola d'Arte Bergognone di Lodi che ha un valore sociale e quindi permette di fare terapia su dei ragazzi fragili attraverso l'arte, ospitando questa associazione all'interno dei nostri spazi per fare ginnastica, per fare terapia, e poi avendo poi visto la potenzialità artistica abbiamo fatto un progetto comune un pochettino più ampio. Tra gli artisti che hanno collaborato al progetto il noto urban artist Giorgio Bartocci. Siamo entusiasti ora di poter proporre anche un'ulteriore descrizione del panorama del graffitismo italiano. Questa collaborazione è molto appunto in progress, interessante proprio perché stiamo tentando di cooperare sia con artisti emergenti molto giovani che con autori già famosi. Domani in Veneto cominciano i saldi. L'ufficio studi di Confcommercio ha calcolato una spesa media di 138 euro a persona e di 307 euro a famiglia. L'indagine nazionale di Confesercenti invece prevede una spesa media di 218 euro, con cifre più alte nel centro Italia, quasi 263 euro, e tra i maggiori di 34 anni, quasi 239 euro. E ora siamo allo sport, il calcio, parliamo del Venezia che domani affronta alle 15 l'Empoli e concludendo quindi in casa il girone d'andata. Una partita che evoca diversi ricordi nei tifosi, soprattutto quello del gennaio del 1999, quando una clamorosa rimonta per 3-2 diede il via alla risalita e al miracolo targato Maniero e Recoba. Se può fare un po' un bilancio di questo girone di andata che si concluderà domani. Abbiamo messo in campo quello che dovevamo mettere, magari in alcune partite sì, poteva andare meglio, ma è sempre, dico, meriti e demeriti sono i nostri, perché ora dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni che ci capitano, ad essere più efficaci quando siamo in fase difensiva, specialmente nel difendere nella nostra area. Abbiamo commesso un po' troppi errori che siano di reparto ma più a volte individuali. Si conclude domani al Penzo contro l'Empoli il girone d'andata del Venezia di Eusebio Di Francesco, una sfida a calcio d'inizio alle ore 15 che per gli arancione-roverdi evoca tanti ricordi, su tutti la splendida vittoria in rimonta per 3-2 del gennaio 99 che diede il primo squillo di tromba per l'inizio della grande rimonta che portò alla storica permanenza in Serie A. Di Francesco affronta anche una parte importante e felice del suo passato. A volte di battaglie insieme e contro. Ho sempre un bellissimo ricordo, ho ancora tantissimi amici, sono diventato uomo, o ometto, mettiamola così, perché sono andato via di casa che avevo 15 anni, sai quando ero via con la valigia veramente col pensiero e col sogno di fare il calciatore. Quello per me è stata la tappa più importante della mia carriera calcistica dal punto di vista di quello che è stato un po' l'approccio a un mondo, perché a un mondo professionistico totalmente diverso dal dilettantissimo. Quello ho tanti bei ricordi. Ecco poi un pensiero su Aldo Agroppi, appena scomparso, che ha allenato anche in Veneto, a Padova negli anni '80. Poteva essere stato un mio allenatore, lo conosco molto bene, anche me lo ricordo, un piacere anche per le sue esternazioni, era uno diretto, proprio toscano in tutti i sensi. Non aveva peli sulla lingua, questo è il mio ricordo principale su Aldo Agroppi.
E allora anche con l'augurio e la speranza di rivivere i fasti di Maniero e di Recoba che portarono il Venezia a un campionato straordinario nel 1999-2000, noi concludiamo questo telegiornale. Vi lasciamo con le immagini del presepio realizzato da Giovanni Rizzo di Oriago di Mira. Buonasera.